Per me è stata l'occasione di presentare una perla del nostro territorio, perché questa ritengo sia Recoaro, che ha, come hanno descritto bene nella presentazione oggi, degli elementi che lo caratterizzano come conca, come centro urbano, come centro turistico, che sono veramente unici. E devo dire, il Veneto ha questa ricchezza, queste unicità che fanno un territorio che è veramente straordinario. E leggendo il libro di Trivelli io veramente mi sono reso conto di quanta ricchezza ci sia, di quanta storia, di quanto orgoglio anche ci sia nel vivere questa storia travagliata del paese, perché anche oggi insomma, è emerso quanto la storia mondiale intersechi la storia del paese e profondamente la segni. Ecco, questi elementi sono degli elementi di valore in sé e io credo che siano ben riassunti nel libro che ho letto molto volentieri, insomma, perché è una cosa che prende. Poi l'editore Luigi Borgo ha questa capacità dialettica di illustrare questi elementi del territorio, per cui il libro è un condensato di cose belle e io credo che possa rappresentare un esempio di come il nostro territorio possa essere orgoglioso della sua storia, ma al tempo stesso forte per intraprendere idee nuove, strade nuove e anche interpretazioni nuove di questi ambienti che si trasformano ma tengono una forza storica che secondo me è veramente straordinaria. La storia di questa comunità di Recoaro è una storia originale e unica per tre motivi messi insieme e che formano l'unicità. Il primo è la provenienza allogena, cioè straniera, dei primi fondatori di questa comunità, quindi popoli del nord, della Baviera in particolare, cosiddetti cimbri, che hanno colonizzato per primi. Erano dei foresti, si dice, cioè delle persone che non conoscevano nemmeno la lingua veneta, quindi isolati per molto tempo. E questo con una serie di conseguenze che sono perdurate per lungo tempo, di diversità, anche di diffidenza da parte degli stranieri, reciproca con i confini. Poi un'altra caratteristica importante è quella della decisiva, cosiddetta rivoluzione termale. Siamo cioè agli inizi dell'Ottocento e dopo la creazione di un collegamento stradale decolla questa stazione termale come mai nessuno avrebbe pensato, grazie alle sue acque salutari. Quindi tutto il XIX secolo è stato caratterizzato dalla presenza massiccia di forestieri, di villeggianti, venivano chiamati gli acquatici perché venivano a bere le acque curative delle fonti varie, sorgenti. Terzo e ultimo motivo per definire unicum un po' la storia di Recoaro è un aspetto più negativo. Le due guerre mondiali, sia la prima che la seconda, hanno portato disastro e arresto, determinato l'arresto dell'economia turistica e termale, prima con l'occupazione per 4 anni dal 1915 al 18 di tutte le strutture esistenti in paese, quindi blocco l'azzeramento di 4 stagioni termali e turistiche. Analogo discorso nella seconda guerra mondiale, quando nel 1945 le fonti sono state praticamente distrutte e per 4 anni anche lì non ci sono stati movimenti di nessun tipo dal punto di vista turistico, finché si è arrivati al dopoguerra penalizzati da queste 3 condizioni di diversa natura che hanno insieme una caratteristica di questo comune, un comune montano e termale unico nel Veneto. Non ci sono altri comuni che si possono definire termali e montani insieme. Come editore mi sono sempre posto a cercare, a capire quali sono le ragioni profonde per cui un autore pubblica un libro. Questo libro del professor Giorgio Trivelli è veramente il secretum di oltre 50 anni di ricerca, di studi. Un libro sulla storia di Recoaro c'era già, però non c'era un libro che raccontasse la storia di Recoaro in termini di meraviglia. La meraviglia è veramente un sentimento straordinario dell'uomo. I filosofi greci dicevano che è dal meravigliarsi che nasce il pensiero più profondo. Io credo che Recoaro meriti un pensiero profondo che nasca dalla meraviglia del conoscere che cos'è Recoaro e qual è proprio la sua profonda identità. Recoaro
adesso ha davanti a sé un futuro e deve coltivare un futuro, io credo, dove non sia una proposta termale di mercato, ma una proposta così universale di un turismo unico. Uno viene a Recoaro perché vede qualche cosa che altrove non c'è e quindi bisogna proprio coltivare l'unicità, che è composta anche dal termalismo, eccetera, ma non è soltanto un turismo termale, non deve essere così, deve essere un turismo a largo spettro. A me piace paragonarlo ai piccoli borghi della Toscana, ci sono 35 residenti e 3 ristorantini, ma si va lì perché c'è un contorno unico, magico. Recoaro può proporsi in questo tipo di proposta turistica e quindi credo che coltivando l'unicità di Recoaro, che esiste, che è stata dimostrata, si possa avere un bel futuro davanti, compreso ovviamente il termalismo, che è però un optional, un arricchitore, non la sostanza. La sostanza è, appunto, ripeto, la bellezza di Recoaro, del profondo rapporto empatico con la natura, perché Recoaro è davvero natura.